Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Per il secondo anno consecutivo Reggio Emilia ha ospitato il campionato italiano di maratona, che oltre ai titoli assoluti metteva in palio anche quelli master. Primo tricolore per Antonino Lollo dell'Atletica Bergamo, 2 ore 16 e 22, e Arianna Lutteri della SD Team KM Sport, 2 ore 59. Termina ottavo e quarto tra gli italiani Francesco Nardone della Gemona Atletica, che ha concluso in 2 ore 23 e 42. Nardone doveva fare un test e fermarsi al 30° chilometro e in effetti il passaggio alla mezza, 1 ora 10 e 13, era in linea con i programmi dell'atleta di Renata Toffolo. Poi, vista la buona posizione in cui si trovava, sempre tra i primi 10, ha deciso di proseguire fino al traguardo. La sua preparazione ora prosegue per arrivare alla maratona di Siviglia, che si correrà a febbraio nelle condizioni ottimali. Naturalmente la caccia al personale, 2 ore 22 e 49, staccato proprio a Reggio Emilia 2 anni fa, è l'obiettivo dichiarato del fisioterapista udinese. Qualche buon piazzamento da Reggio Emilia è arrivato anche dai nostri master. Alessandra Candotti, SF50 udinese in forza al triathlon lignano, si è piazzata al secondo posto sulle 70 pari categoria, mentre Maria Teresa Andreos degli Azzano Runner ha colto il bronzo nella SF65. Sono stati poco meno di 2000 i classificati, superando le più rosee aspettative degli organizzatori. Il meeting indoor di Natale, organizzato dal Comitato regionale al Pala Indoor Ovidio Bernes di Udine, aveva l'obiettivo dichiarato di dare la possibilità agli atleti più forti del settore giovanile di realizzare qualche primato regionale 2 settimane prima di passare di categoria. L'aria di festa che si respirava a pieni polmoni dopo un'annata che per i colori azzurri resterà nella storia ha fatto passare in secondo piano, almeno per un pomeriggio, la minaccia Covid che con rinnovata virulenza ha ripreso a farsi sentire. Ma le aspettative non sono andate deluse. Sono caduti 2 primati cadetti, mentre uno della categoria ragazzi è stato eguagliato. Se la stista cadetta di Codroipo, Noemi Music, non si fosse infortunata qualche giorno fa, anche il 3,30 m di Martina Molinaro, risalente al 2014, sarebbe stato in grave pericolo. Così come il 12,68 m di Nicola Calcinotto nel triplo, che poteva cadere a opera di Alessandro Del Sant, Nuova Libertà Sacile, che vanta misure molto vicine, ma che non era presente. Ma veniamo ai record. Il primo arriva dai 60 ragazze, dove Asma Marwa Kadik, che all'aperto vantava 8 secondi e 44, scende a 8 secondi e 36. La portacolori della Keep Moving Udine, papà marocchino e mamma veneta, eguaglia il primato di Adriana Pizzuti, ottenuto il 27 febbraio 2011. Record annunciato invece per Morgan Manfrini della Sport Academy Staranzano nel lungo cadetti con 6,51 m, che polverizza il 6,36 m di Simone D'Alzilio, risalente al 13 marzo 2016. Ora da allievo inizierà la scalata ai 7 metri. Ai campionati italiani cadetti era arrivato quarto con 6,50 m, ma aiutato da 1,6 m di vento a favore. Seconda e terza posizione rispettivamente per Biagio Pantarotto, Malignani Libertas Udine con 5,51 m e Cristian Monaco, Sport Academy con 5,27 m. Sentiamo le impressioni di Manfrini a caldo al microfono del professor Franco De Mori. Allora Morgan, non è solo record personale ma anche record regionale indoor, ce lo aspettavamo, anche tu prima mi hai detto che era probabile che venisse, però diciamo che per essere dicembre stiamo andando molto bene. Sì, alla fine ho fatto un buon risultato e poi sono contento che anche il prossimo anno divento allievo. È stato bene cominciare così finire così la stagione con un bel risultato, un personale. Quindi obiettivo 7 metri l'anno prossimo? Obiettivo 7 metri, sì.
Bene, bravissimo Morgan Manfrini, ripeto, record regionale indoor del salto in lungo cadetti con 6,51 e aveva un personale all'aperto di 6,50. Bravissimo lui e bravissima anche la Sport Academy di Staranzano, che pur con pochi mezzi sta tirando fuori atleti fortissimi. Bravo Max. Infine super cadetti nella velocità. Nelle batterie maschili Riccardo Morena dell'Atletica Gorizia piazza un superbo 7 secondi e 35, precedendo la coppia della Sport Academy composta da Davide Comarin 7,37 e Morgan Manfrini 7,40. Poi in finale cambia tutto. Vince Manfrini in 7,37 davanti a Morena 7,40 e a Leo Domenis Trieste Trasporti terzo in 7,48. Comarin è vittima di una contrattura a pochi metri dal traguardo e termina settimo in 7,76. Comarin, Morena e Manfrini, grazie ai riscontri cronometrici staccati in batteria, entrano nella top 10 all-time regionale. Chiusura in bellezza con il miglior risultato tecnico della manifestazione. Rebecca Rinaldi, cordenonese dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli, allenata da Giuseppe Di Gennaro, dopo il 7,79 in batteria, che faceva già presagire grandi cose, domina la finale in 7,72, infliggendo a Teresa Rossi, Trieste Trasporti, che non è certo l'ultima venuta, ben 38 centesimi, 8 secondi e 10. Terza Rosa Luigia Menon, Sport Academy, in 8,25. Battuto lo storico record di Annalisa Modesti, quel 7,73 che resisteva dal 20 dicembre 2014. Da citare ancora la vittoria della bellunese Giorgia Zambon nei 60 ostacoli cadette, che precede con 9,13 Linda Virgilio, Atletica Malignani Libertas 9,30 e Teresa Rossi, Trieste Trasporti 9 secondi e 31. Mentre il lungo ragazzi è appannaggio di Simone Zadro, Keep Moving, con 4,87 m davanti al favorito Claudio Iacuzzo, Lupignanum 4,85 m. Ora l'appuntamento con l'impianto indoor di Udine è fissato per il 15 e 16 gennaio con il meeting di apertura della stagione 2022 per le categorie assolute. Con i cambi di categoria le carte si rimescoleranno. E ora le notizie di Greta Iuri. Sentiamo. La nona edizione della staffetta 6 per un'ora di Frisanco organizzata dall'ASLA, Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica, sezione di Pordenone, ha riscontrato il solito grande successo di partecipazione. Ben 112 squadre e 14 uomini e 4 donne che hanno affrontato in solitaria l'impegno sull'anello che si sviluppa attorno al centro cittadino. Le finalità benefiche di questo evento hanno ulteriormente favorito il gradimento dei runner, perché il ricavato era destinato alla ricerca scientifica a favore della sclerosi laterale amiotrofica, una malattia degenerativa per la quale non vi sono ancora cure specifiche. Squadre con nomi di fantasia e atleti di team diversi hanno potuto abbinarsi senza vincoli di tesseramento. Per la cronaca ha vinto la squadra I Nemici di Beppe P., con Paolo Alessandrini, Giuseppe Di Stefano, Daniele Roccon, Enrico Spadotto, Ivan Cao e Giuseppe De Venuto. Prima femminile la staffetta Montereali in Cotulis, con Linda Giannuzzi, Sara Ferraro, Samantha Pizziconi, Marina Cabrillo, Valentina Roveredo e Federica Buttolo. Facciamo un passo avanti spingendoci nel nuovo anno e vediamo quelli che saranno gli appuntamenti invernali più importanti che scandiranno la stagione agonistica. La FIDA regionale ha pubblicato nei giorni scorsi il calendario. Vediamo cosa ci riserva il mese di gennaio. Si partirà domenica 9 con la Trieste Urban Eco Marathon, trail di 41.195 metri organizzata dalla Trieste Atletica, per proseguire spediti sabato 15 e domenica 16 gennaio al Palaindoro Ovidio Bernes di Udine con il meeting di apertura per le categorie assolute. Sempre domenica 16 prenderà il via da Casarsa della Delizia anche la stagione dei cross, con la prima prova dei campionati di società. Il weekend successivo, sabato 22 e domenica 23 a Trieste, si disputerà la prima prova del campionato regionale invernale di lanci per tutte le categorie a partire dai ragazzi. Si tornerà al Pala Indoor di Udine sabato 29 e domenica 30 per la disputa dei campionati regionali junior e promesse con gare di contorno per senior e allievi, mentre la domenica che chiude il mese si correrà sui prati di Mariano del Friuli per i campionati regionali individuali assoluti di cross,
e su quelli di San Daniele, dove saranno in palio i punti del campionato di società ragazzi e cadetti. Anche il Centro Sportivo Italiano di Udine ha pubblicato le date del suo Grand Prix di corsa campestre. 4 prove in tutto a partire da Pavia di Udine il 6 gennaio, per continuare a Villalta di Fagagna il 23 gennaio, San Pietro al Natisone il 6 febbraio e chiudere il 6 marzo all'Epacco di Tricesimo. La corsa della Bora scalda i motori. Dal 6 al 9 gennaio Trieste accoglierà migliaia di runner. Il tempo stringe e sono questi gli ultimi giorni utili per iscriversi. Giovedì si chiude il sipario e l'interesse si sposterà sulle offerte che la SD Sentiero 1 metterà in campo per soddisfare le esigenze dei runner e delle trail runner. Ci saranno gare per ogni livello di preparazione e impegno. 19, 28, 42, 57 e 80 km su tracciati mozzafiato, sempre vari e mai ripetitivi. Inoltre c'è l'Adventure Race Hyper Trail con 173 km a navigazione GPS. Percorsi spettacolari, dicevamo, con continue variazioni di panorama e di fondo. Uno scenario unico che racchiude in sé le caratteristiche dell'alta montagna, ma in riva al mare. A un anno di distanza dall'edizione che ha visto 1100 concorrenti correre in piena pandemia, con misure di sicurezza elevatissime, gli organizzatori si trovano nuovamente ad affrontare uno stato di emergenza e di peggioramento della situazione sanitaria, ma sono perfettamente preparati e capaci di superare ogni difficoltà. Chi vorrà ritirare il pettorale in qualsiasi punto o con qualsiasi metodologia prima delle 48 ore dallo start della gara dovrà caricare sul sito un Green Pass che attesti la doppia dose o la guarigione in corso di validità al giorno della gara e compilare la liberatoria che attesti l'assenza di sintomi o contatti con infetti nelle ore e nei giorni antecedenti la gara. Non verrà ammessa alcuna deroga o eccezione. La liberatoria aggiornata e il modulo caricamento Green Pass, per chi volesse ritirare prima il pettorale, è disponibile sul sito dal profilo Runner da inizio dicembre. E con questo noi ci fermiamo qui anche questa sera. A tutti voi che ci seguite con affetto i più cordiali auguri di buon Natale.